Pronti? 1, 2, 3. Considerato buono il primo segnale. Lotta in partenza. Vediamo che c'è l'errore da parte di Art Mail. Numero 6 Art Mail Intanto 15 squalificato. primi 200 metri e al passaggio davanti alle tribune è riuscito a sfilare Vasterbo Sky Height su Argentini Lux, ovvero i due che partivano al primo nastro, mentre è subito lì Vaumar con grande partenza colta da Emanuele Ossani, 29,8 i primi 400 metri. Vaumar però ora all'esterno, in terza posizione è Anita Dipa, poi lì vicino anche Victory Power. Primi 600 metri passati dall'allievo di Marco Stefani in 45,7. Siamo sulla retta di là, sempre Vasterbo Sky Height a condurre davanti Argentina Lux, Anita Dipa, poi lungo la corda l'11 di Bomber Alte, mentre all'esterno è rimasto Vaumar con in schiena Victory Power. Il giro in 1 minuto e 6 decimi. Ora cerca di ridurre un po' il ritmo Marco Stefani con Vasterbo Sky Height e arriva al chilometro in 1:16,1. Secondo passaggio davanti alle tribune, Vasterbo Sky Height sempre affiancato da Vaumar, poi all'esterno il 12 di Victory Power, mentre Salvatore Valentino lancia in terza ruota Eclair Magic che a sua volta si trascina Vortice Leo. 14,5 qui davanti alle tribune, si va svelti, la mette sul ritmo e prende anche una decina di metri di vantaggio Vasterbo Sky Height che scava un vantaggio importante con una frazione in 14,4. Sembrano faticare un po' tutti. Il più produttivo probabilmente è il numero 14 di Vortice Leo con Carmine Piscuoglio che scavalca tutto il gruppo e si mette all'inseguimento di Vasterbo Sky Height che continua a avere una quindicina di metri di vantaggio. Poi vediamo Salvatore Valentino con Eclair Magic, il francese, ma Vasterbo Sky Height sembra non volersi far prendere. Percorre l'ultima curva ancora in 14,6, si presenta nettamente in vantaggio in retta d'arrivo Vasterbo Sky Height. Ormai ha preso vantaggio importante, viene a vincere questa tris nei confronti di Vortice Leo, mentre al terzo Eclair Magic, mentre lotta per il quarto posto tra il 12 di Victory Power e il 7 di Anita Dipa. 1,14,6 la media al chilometro. Sul doppio chilometro per Vasterbo Sky Height, Marco Stefani alla guida, Marco Zaroni e Giuseppe Fiore al training per il signore Anna Fiorina Fiorentino, il figlio di No Frosting, è venuto a vincere anche molto bene in percorso di testa. Attenzione però perché suona la sirena, quindi bisogna attendere le verifiche da parte della giuria. La giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa. Quindi attendiamo per sapere l'ordine di arrivo ufficiale.